Blindo Studios presenta. Cari amici del G, questo è il sondazzo, ma sì, sapete cosa ho pensato di fare oggi? Che giorni fa mi è venuto fuori così casualmente il signor Criniera della macelleria Equina Le Palle d'Oro, sì. Naturalmente di mezzo c'è anche Guglielmo Passeri, perché casomai il garzone si deve consegnare, vero? Insomma, le persone che hanno ordinato delle cose, sì, insomma, alla macelleria Equina devono riceverle, e io adesso vado in un posto dove non ho mai telefonato, speriamo bene, che sia un posto giusto, e vediamo che cosa succede, no? Sapete che il signor Criniera della macelleria Equina Le Palle d'Oro ha un intercalare un po' curioso. Qui informazioni, niente informazioni. Va bene, d'accordo, facciamo un altro numero, sempre di questo qui è, sì. Ha un intercalare un po' particolare che ha a che vedere col suo mestiere, perché sai, sempre tra cavalli, lui nitrisce, sì. No, sì, insomma. Ma che ci vuoi fare? Ci vuoi fare qualcosa? Non ci vuoi fare niente. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Sono il signor Criniera della macelleria Equina Le Palle d'Oro, le mando la roba che ho ordinato, A chi? Al signor Umberto. Umberto, è lei? È lei Umberto? Sì. Benissimo, allora le mando la roba che ho ordinato alla nostra macelleria Equina. Scusa, ma con chi parlo? Sono il signor Criniera, gliel'ho detto adesso, sono il titolare della macelleria Equina Le Palle d'Oro. Ha capito? No, ancora non ho capito. Ma come non ho capito? Il cavallo? No, il cavallo, io ho una macelleria Equina, sa cosa vuol dire Equina? Certo, il cavallo, no, che crimi. Non c'è nessun problema. Appunto, le mando la merce che ha ordinato. Mandami le palle. Le palle? Le palle. Aspetti, posso dirle che cosa ha ordinato? Perché lo sa lei cosa ha ordinato? No, non lo so. Lo vuol sapere? Dai, scopriti un po', ma chi sei? Ma come? Criniera. Quale criniera, dai, su. Tu mi hai fatto un'ordinazione alla macelleria Equina Le Palle d'Oro. Io non ho mai fatto le ordinazioni, solo un'ordinazione ho fatto. Che hai fatto? La cassa da morto. Ah sì, l'hai già ordinata? Quella l'ho ordinata. Ah sì, ce l'hai già? Sì, e ho comprato anche un metro quadro di terreno. Sì, ma la cassa da morto dove la tieni? Ma però ci ho messo le tasche. Le tasche? Sì. Perché cosa c'è? Perché mi porto via anche i soldi. No, ma che te ne fai? Ma perché non te li puoi portare dietro? Guarda che poi San Pietro si incazza. Vabbè, comunque chiudo, No, senti, la roba che ho ordinato. Sì, continua. Umberto! Questo, e mi ha fatto il sondazzo lui a me, so se mi spiego, vero? La cassa da morto preventiva, e l'ho inventata io. Va bene, andiamo avanti. Vabbè. Era simpatico, allegro, così, tranquillo. Speriamo siano tutti così, magari, Così troviamo persone ben disposte, disponibili, e qualcuno magari anche si incazzi, però, sì, magari, sì. Vediamo un po'. Già. Capito? Le tasche. Con le tasche, non ci avevo pensato. Sì, poi sì, quando vuole il botto glieli svuota subito prima di buttarlo dentro la fossa. Senti via. Dai. Qui non c'è nessuno, Sembra proprio di no. Vabbè, poco male. Si fa un altro numero. Sì, tanto. Ma voglio dire, siamo qui proprio per questo, no? Dice, ma lei c'ha altro da fare. Che ci posso fare? Sono quasi 23 anni che mi lavoro e sto qui, c'ho altro da fare. Sì. E fare anche altre cose, casomai, ma che vuoi? Uno so fare, so parato. Pronto? Pronto, buongiorno, signor Pietro? Sì. Sì, sono Criniera della macelleria Equina Le Palle d'Oro. Le mando la roba che ho ordinato, Pronto? Le mando la roba che ha ordinato. Ma chi l'ha ordinato, scusa? Lei, signor Pietro? Non è lei? Si è eclissato subito e io lo richiamo cortesemente. Sì, perché c'è tutta la lista, C'ho la lista. Pronto? Ma pronto, ma scusi, ma è il modo di fare questo qua, mentre uno sta parlando, riattaccare? Senti... Io qua ho avuto un'ordinazione di cose nella mia macelleria a nome suo, quindi io gliele mando, Ma senti, o ti qualifichi oppure te ci mando proprio? Che sei, anche balbuziente? Mi fa un po'.
mi fa un po' piacere. E io lo richiamo, Ma io non lo so, ma io mi domando Dio, a volte le persone, aspetta, vediamo. Non ha più voglia, vedi che non ha più voglia? Non ha più voglia, vedete? Le persone non hanno voglia. Quello di prima sì, quello di dopo no. Così capita, succede, lasciamolo stare perché non ci serve, non ci serve. Sì, io uso le persone finché mi servono bene e poi le mando a fanculo. Sì, ma ci mancherebbe altro. No, questa è la macelleria ciuchina. No, scusa, posso mica vendere il ciuco e vendo... ma le macellerie qui ne vendono anche il ciuco? No, chiedo, magari sì, perché c'è c'è una cosa di ciuco, sì, è vero. In fondo il ciuco mi sembra un equino anche lui, non vorrei sbagliarmi, ma... No, sì, ma qui non c'è nessuno, sì. Non è un equino il ciuco, ma mi sembra, certo non è un suino, certo no. Dunque, sì. No, infatti se mi fanno dire la lista delle cose, sì, io poi, poi ve lo dico, c'è anche roba di ciuco. Sì, però vedo che qui rispondono uomini e basta, non vorrei sbagliare. Donne qui non ce n'è, questo posto, non ce n'è donne, donne no. Vediamo se mi risponde ora una donna, magari, sì? Oh. Che è? Senti sto rumore? Il letto è cicola. Senti, pronto signora? Buongiorno. Chi è? Sono criniera della macelleria Equina alle Palle d'Oro. C'è il signor Luigino? No. Lei chi è? Una parente? Sono una figlia. Senta, siccome le ho ordinato delle cose alla mia macelleria, gliele voglio consegnare. Ha capito? No, non penso che abbia ordinato niente. Ma certamente ha ordinato. Perché? Non penso, non mi ha detto questa cosa. Invece tu hai ordinato diverse cose alla macelleria Equina. Lei sa che è una macelleria che tratta carne di cavallo. Scusa, papà mica ha ordinato carne di cavallo? Chi è? Non so. No, guardi, si sbaglia. Ma mi passi, che è sua madre quella? Sì, però non c'è. Magari me la passi, forse per... Pronto? Sì, pronto signora, buongiorno, sono il signor Criniera della macelleria Equina alle Palle d'Oro. Il signor Luigino... Senti, fate capire bene chi sei, per favore. Criniera, mi chiamo Criniera. Sì, va bene, arrivederci, grazie. Ma qua arrivederci, grazie. Ma perché? Io non posso chiamarmi... Se si potessi dire come si chiama lei, allora, io capisco, ma ognuno ha il suo cognome, no? Te mi chiamo Criniera, non ci posso fare nulla. No, questo è un altro. Prego? Lei mi ha già rotto le palle di cavallo, ha capito? Le palle d'oro, ha capito? Perché non si può trattare una persona così. È il signor Luigino che ha ordinato queste cose, ha capito o no? O no? No, no, evidentemente no. Ma io la richiamo perché queste due megere, ecco, le due megere, megera mamma e megera figlia, non mi piacciono, specialmente la mamma. Signora? L'ha preso storto stanotte? Certamente un'era di cavallo. Molto più piccolo, vero? Certo. Vediamo, sentiamo se... perché non ha riattaccato. Arriva, torna. Signora? Signora? Niente da fare. Sì. È un luogo d'Italia, ragazzi, non ci posso fare niente. Sono queste persone, o del resto spesso anche in Toscana, se ne trova di persone scontrose, poco disposte al dialogo. Vabbè, e andiamo avanti, no? Soprattutto a mangiare carne di cavallo. Ma chissà se io non facessi il nitrito, forse mi prenderebbero più sul serio. Vogliamo provare a non fare il nitrito? Vediamo che cosa succede. Semplicemente senza fare... certo il nitrito non ci vuole, però insomma, magari dopo. Intanto facciamo un discorso serio.
Sì, Pronto, buongiorno, è il signor Giulio? sì. Sono il titolare di una macelleria equina, quella dove lei ha fatto un'ordinazione di diverse cose, quindi devo mandargliele. Io, Bonaldo Giulio, Sì. ho fatto le ordinazioni. Esatto, a nome suo è arrivata Ma un'ordinazione, dove? qui a casa sua. No, si sbaglia. Certo, lei sta in via Murillo, Murillo, chi era Murillo? Sì, via Murillo numero 4. Sì, ma Murillo, chi era? Lei sa chi era Murillo? Murillo era l'azienda che sta lì in via Murillo. C'è un'azienda che sta in via Murillo, si chiama Murillo, io speravo che fosse un pittore, ma insomma, Murillo, il famoso Murillo, ma cosa ride? Ti stai a divertire? C'è Murillo, Utriglio, scusi, ma non importa, ascolti, lei ha ordinato 5 metri di nerchie equine da fare allo spiedo umano, 42 voglie di ciuco con relative sfere di contorno, 7 lingue impastate di saliva, 9 culi di cavallo, ha capito? Dai. 120 passere di mula. Dove la trovate queste cose? Sono cose che bisogna trovare, cercare e poi alla fine consegnare. 20 kg di zoccoli merdosi, paglia e fieno a volontà e cacca vegetale completa di mosche verdi della merda. E tutto innaffiato da un vinello della casa, naturalmente piscio di cavallo. Sto andando la mia macelleria equina si chiama Le Palle d'Oro, sta andando forte, va al galoppo. Palle d'oro. Si va forte, sa, io mi chiamo Criniera, sono il signor Criniera, al vento, sì, al vento. Vai di qua e di là allora. Come? Vai di qua e di là. Io come di qua e di là? Con la criniera vai di qua e di là. Ah, sono sul crinale, quello è crinale, scusi se glielo dico, ma la criniera è un'altra cosa. Signor Giulio, lei cavalca? Voglia. Ma cavalca solo cavalli? Anche qualcos'altro. Che cosa? Anche le cavalle. Le cavalle? Le cavalle quelle a 2 gambe? Sì, tesoro mio. Però le fa diventare a 4? E la metto a 4. Le fa mettere a 4? Sì, che Bravo, bravo. E quante ne cavalca? Quante ne ha? Mica tante. Mica tante, c'è una stalla piena? Mica tante. Una. Una ce n'ha? Una sì. Ma è vecchia? Anche. Ci vorrebbe una cavallina nuova. Poi non è facile. Io ce l'ho per lei. Sì. Sì, mi capisca, una cavallina nuova, capito? Senta, le interesserebbe? No, Perché dietro la mia macelleria equina c'è tutto un giro, sa? Sì. Attento. Sì, lei è ancora valido, vero? Un po'. Come un po'? Mica tanto. Una volta alla settimana ce la fa? Sì. Senta, questa cavallina ha bisogno di essere montata. Sì. Sì, è giovane, ha bisogno, è vergine. Pure. Sì, ha bisogno di una qualcosa di veramente eccezionale. E io glielo sto cercando. Lei sarebbe disponibile? Nitrisce lui ora. Sì, bene, giusto, bravo così. La vedo molto ingrifato. Lei è proprio appunto giusto. È il cavallo, cioè la persona giusta. Allora gliela faccio montare a lei? Dai, d'accordo, dai. Lei vuole entrare nella mia scuderia? Voglia. Vuole fare il montone, cioè il montatore? No. No? No. No, solamente ogni tanto. Ogni di tanto in tanto. Sì. Quando può venire? Dimmi dove devo venire Che vengo, Vecchio furfantone Don Giulio. Ma ce l'ha la moglie lei? E allora? Com'è? E allora che fai? Che fa? Quando lei mica monta sempre solo la moglie. Capita una cavallina nuova? Ogni tanto. Allora, se viene bene la montata, io la pago anche. Dai! Mi faccia sentire un bel nitrito.
No, va bene perché la cavallina vuol sentirsi, perché questa cavallina insomma vuol sentirsi molto molto cavalla e vuol sentire un cavallo proprio bello, uno stallone, uno stallone. Dai, Ecco. dai, che mo famo. Lo famo? Non stiamo a fare una bella cosa per telefono. No, per telefono. Allora la richiamo per un prossimo invito e le saprò dire più precisamente quando, dove e come. Bravo. Oh, anche lei, Dai, salutiamoci cavallerescamente, su. Dai. Ti saluto. Ciao. Ci si vede all'ippodromo. E lui aveva un nitrito cioè diverso dal mio, più grosso, forse ce l'ha più grosso del mio. Può anche darsi. Vediamo se abbiamo il tempo di nitrire ancora con qualcun altro. Sì, un'altra. Vedete, si alternano persone antipatiche a persone simpatiche come questo qua. Cioè in questo posto o sono antipatici o sono simpatici, non c'è una via di mezzo. Abbiamo trovato 2 simpatici e 2 antipatici, mi sembra più o meno. Sì, anche donne. Però questo qui piacerebbe a cavallina, oh cavallina sperna. Già. Sì. Come faceva lui? Non so, non mi riesce di rifare il suo nitrito, però più che un nitrito mi sembrava un nitrato. Un nitrato. Che ci va? Vabbè, andiamo da un altro perché qui c'è nessuno, dai, che non c'è quasi più tempo, 1 minuto e mezzo, quindi devo sbuicarmi, sbuichiamoci. Ci sono persone che hanno un po' di spirito, e meno male, e altri invece che ne sono completamente privi. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, senta, io sono Guglielmo Passeri della macelleria Equina Le Palle d'Oro. Allora, le porto la roba che ho ordinato, va bene? Prego, con chi sto parlando? Sono Guglielmo Passeri, sono il garzone della macelleria Equina Le Palle d'Oro. Lei ha ordinato della roba e io gliene porto adesso. Non ordiniamo niente. No, gliene porto, è come se gliene porto. C'ho l'ape, ho già caricato l'ape. Ha capito? Scusate, ma chi sta cercando? No, lei è il signor Remo? No, come no? È mio figlio, Remo. Allora Remo, il suo figliolo ha fatto un'ordinazione di varia roba di macelleria equina e io ho già caricato l'ape, 2 cami e 3 purmi e sto per arrivare. Se lei mi dice non ne so nulla, io ci posso fare nulla, la senta il suo figliolo. C'è il suo figliolo? Non c'è, non abita qua. No, non posso sentire, non lo posso sentire per il telefono nel frattempo e poi la richiamo? Lo senta, perché lui le ha dato il suo indirizzo, capite, il suo numero di telefono. Lo senta, la richiamo fra 5 minuti, va bene? Senta, parli del suo figlio, la richiamo fra 5 minuti. Via. Pronto, sì, buongiorno. Senta, allora, io prima ho parlato con un signore che sarebbe il padre di tale Remo, giusto? Sì. Che ha ordinato della roba alla macelleria Equina Le Palle d'Oro. Alle palme d'oro. No, le palle d'oro. Ecco, allora, gli ho detto telefoni al suo figliolo, l'ho detto a suo marito, non so che ha telefonato, che ci ha parlato. Ha ordinato già sta carne? Sì, il signor Remo ha ordinato la carne, ma a nome vostro, cioè al vostro indirizzo, capito? Ho capito, ma comunque a me non mi serve, Remo non abita più con me perché c'ha la casa a Latina Scala. Lo so che c'ha la casa. Se lui vuole io gli do il numero di telefono. No, non il numero di telefono di Remo, io ho questo numero, ho questo nome, io telefono a voi perché ora vi porto la roba. Ha capito? E gliene porto. Le vuole le nerche equine? No, a me non mi porta No, niente. signora, lei le vuole 5 metri di nerche equine? No, io no, non mi serve. E gliene basterebbe 40 centimetri a lei, lo dico io. Comunque, guardi, adesso io telefono a mio figlio. No, appunto io avevo detto di telefonare già, ho detto poi richiamo fra 5 minuti. Un ha telefonato, ma come un ha telefonato al suo marito, al suo figlio. No, non ha telefonato mio marito a Remo, adesso gli allora, telefono io. gli telefoni lei signora, agli telefoni subito, a capire, Subito, sì. ma immediatamente, capito? E poi la richiamo io. Va bene. E poi se no parte e gliene porto sta roba,
E lei la mi paga. Guardi, perché non ho ordinato niente, a me non mi serve. Ma Remo, quindi che... adesso, ecco, Ma io scusi, lo ma faremo. Remo che è una persona normale? È una persona normale questo Remo? Ma come non è una persona normale? Fa l'ordinazione, Come ma parla lei? i genitori non sanno nulla, o che sistema gli è Non sa questo? nulla, no, ma Remo c'ha quasi 50 anni. C'ha quasi 50 anni, È fuori appunto, per conto e gli è suo. preso il cervello. Mica lo so quello che mangia al giorno o quello che Ma gli che serve. sposato Remo? Come non è sposato? C'hai figli da 20 anni. C'ha figli a 20 anni, ecco, per me la bella è perso il capo, capito? E noi, cioè, le invecchiamo precocemente. Guarda, comunque aspetti che gli telefono. Allora, lei gli telefoni subito, e tra pochino... Perché adesso devono Sì, uscire che questi ragazzi, sì. c'hanno da fare, vanno a lavorare. Vanno a lavorare? E che fa? Chi va a lavorare? Remo? La moglie e anche Remo. Ma Remo lavora e che fa? Non campa mica di rendita. Sì, ma e che fa? Che fa? Fa l'appaltatore, perché L'appaltatore, c'ha che una vita da vuol dire l'appaltatore? Fa gli appalti? fare? Ecco, sì. Gli appalti di che? Delle case? Va Delle, bene, delle comunque costruzioni, adesso l'appaltatore. chiameremo. E che vuol dire l'appaltatore? Senta, allora facciamo così, e gli ordino 5 kg d'apparti. Si può avere 5 kg d'apparti? Ma io non... Ma diventa da parte, da niente. parti. Adesso parli con... Se non mi dici che sono gli apparti, in qualche modo che roba a mangiare. Mamma mia. Va bene, guarda, io adesso gli telefono a Remo, gli dico se... Allora, capito, la gli telefono a Remo, signora. Allora, non sia così per venire, non mi manda a fanculo che va, no, nulla. Insomma, sveglia, signora, sveglia. Signora? Oh, scusi, senta, Sveglia. Ma a lei che persona è da trattare così la gente? Ma io Scusi, tanto, lo dico per il suo bene, signora, per il suo bene, sai, io sono toscano. Sento che è toscano, lo sento. Che ne sa contro Toscana? Sa qualcosa contro Toscane? Molte offese, Confesso mia nessuno allora, io. senta, mio figlio sta a 2 chilometri di là, di qua di me. 2 chilometri? Adesso gli telefono Uno a mio sputo. figlio, se gli serve la carne gliela porta, se non gli serve, arrivederci. No, Io e devo poi fra dire. 5 minuti io richiamo lei, signora. Va bene. La richiamo, Se va no, bene. vuole parlare direttamente lei? No, voglio parlare con Remo. Remo mi sta su coglioni. Oh, signora mia. Ma perché? Perché lo so io che mi ha fatto Remo. Oddio, che t'ha fatto? Mi ha fatto un dispetto grosso. Ma perché? Che dispetto gli ha fatto? Che cosa c'ha da spartire con Remo? Lei sei toscano? Io sono toscano, sì, sono anche toscano, ma lavoro qui da voi, purtroppo, e sono messo in mezzo qui tra voi. Io non so mia, ma Remo e me l'ha fatta grossa. Ma E me l'ha cosa gli ha fatta fatto? grossa. Che cosa gli ha fatto? Me l'ha Ma è un fatta ladro, grossa. Un delinquente? Che cos'è? No, delinquente, arrivare a dire delinquente no, però me l'ha fatta grossa. Ma che cosa gli ha fatto? È venuto davanti a casa mia, va bene? È venuto davanti al mio portone di casa, io ho una casa da solo così, la porta di casa da sulla strada, allora si è messo lì e me l'ha fatta grossa. E che cosa gli ha detto? No, non ha detto nulla, l'ha fatto. L'ha fatto? Che cosa gli ha fatto? Ha fatto una cacata grossa così, mi ha cacato davanti alla porta. Mi ha fatto una cacata, capito? Se me l'ha fatta grossa, ma grossa Una cagata. Sì, per dispetto, per spregio me l'ha fatto. Ma è sicuro che è mio figlio? Porca Non è miseria, ora rilascerà il puzzo. Io l'ho cresciuto, mio figlio. L'ha cresciuto, sì, ma lui quando... Lei è una persona... No, signora, lei è una persona per bene, ma da quando il ragazzo se n'è andato di casa, con quella donna e l'ha sposato, quella donna, è vero signora, la dia la verità, lei non ci ha d'accordo con la sonora. La sonora, lei non ci ha d'accordo. No, non mi sono accorto. No, non ci va d'accordo. Non ci va d'accordo. E lei, signora, lei è una persona per bene, ma lui da quando si è sposato con quella là, lui l'ha perso il capo, capito? E allora, siccome io e lui... Lei è no. pure una persona per bene. Ora, io, ascolti, siccome io e lui se era avuto una discussione, no? Io ero con l'Ape, andavo in giro con l'Ape, e lui ha detto che tu puoi pigliare questo, tu puoi fare quest'atto, tu ti devi mettere la cintura di sicurezza. Ha detto io l'Ape. Si è avuto una discussione, io poi con l'Ape, che devo mettermi la cintura di sicurezza, poi con l'Ape,
allora lui ha detto questo e questo qua, siccome io gli ho detto di no e ci siamo un po' presi, però era una discussione, allora lui che ha fatto? È venuto davanti. Mica fa il vigile, Remo, mica fa il No, carabiniere. però mi ha cagato sulla porta. Per dispetto, perché noi abbiamo avuto una discussione, diciamo così, accademica, ecco, se mi è venuta alle mani. Non è che c'ha la a un certo punto macelleria lei, che vengo io a trovarlo. Lei è venuto a casa mia, davanti, quando l'ha finito... dove? A Borgo sì, aspetti, mi fa... Borgomello, Sì, porca miseria, certo. Allora, lei... Cioè lui, appena ha finito, si è tirato sui pantaloni e m'ha suonato il campanello, così io sono venuto fuori e trovavo la merda. E lui di lontano, che era già andato via perché certamente aveva paura che io reagissi, di lontano mi faceva cucù, così, capito? Come che ha presa di giro. E io trovavo questa merda ma enorme, lui forse da 5 o 6 giorni non cagava, per mettersela da parte, capito? Che un puzzo, dovevo spalare, guardi, signora, che poi mi stava per arrivare degli invitati, sono arrivati questi invitati e ho detto, hanno pestato la merda, mi sono entrato in casa e mi hanno sparso la merda dappertutto, capito? Non si può fare così, cioè, io vivo una vita di merda con quest'uomo qui, quindi glielo dica lei, ora gli telefona, glielo dica, io mi chiamo Guglielmo Passeri. Guglielmo Passeri. Bravo, ha detto Guglielmo con la R. Guglielmo Passeri, gli dica se è vero o non è vero che lui ha fatto questo, perché io non gli ho fatto niente di male, ha capito? Quindi senta, lei è una persona anziana? No, io sono no, lei sente la mia voce così, no? Ma io sono una persona ancora giovane, cioè io sono una persona che io non ce l'ho ancora 50 anni, signora. Ho questa voce perché vengo dal rione di San Frediano a Firenze, San Frediano e siamo tutti così, no? E si parla così, e che tu vuoi, vai, ostie, pezzo, merda, si parla così noi. Allora io ce l'ho di famiglia questa voce, però ce l'ho sempre avuta da bambino, quando io sono nato facevo parla da come tratta la gente. No, da come tratto la gente io, questo mi caga sulla porta, signora. Allora adesso come mai che gli dovete portare la carne? Perché io lavoro presso la macelleria Le Palle d'Oro, che è una macelleria equina, vende carne di cavallo, ha capito? Allora, questo qui, ora, può darsi che abbia saputo che io lavoro qui, e che cosa ha fatto? Mi ha fatto lo scherzo. Ha fatto lo scherzo di chiamare, quando non c'ero io, quando c'era il principale, il signor Criniera, e gli ha fatto tutta l'ordinazione di roba, io ora ho l'ape piena, e mi manda a casa sua, perché ci ha dato il suo numero di telefono, capito? Quindi lui è anche vigliacco, non ha dato nemmeno il suo nome, ma dà il numero dei genitori. Povera gente, voi siete voi succubi di un figlio e vi tratta così. È sempre stato qui di vicino al padre, lavora col padre. Lavora. Sì, ma le cacate sulle porte a me non me l'avevamo fatto nessuno. A Firenze sapevano approvare, sì, e gli cacavo io sulle porte alla gente, casomai, ma a me a lui me l'ha fatta grossa. Un delinquente non lo so, guardi, io non voglio offendere nessuno, signora, ci mancherebbe altro, però se decida lei, uno che fa queste cose, che lei, se è un delinquente o no, comunque una persona tanto a posto, forse gli è partito il cervello, signora, lei ci parli ora, fra 5 o 6 minuti, 7, e la richiamo io. Sento, perché io non ci voglio parlare con lui, capito perché non ci voglio parlare con lui, no? Non voglio, se no poi... ho ordinato la carne, a me non mi serve. E poi, sì, ma parliamo anche della cacata. Gli deve dire, se magari dice che è così, sì. parli con la moglie. No, la moglie sarà meglio. Con la moglie. No, guardi, io è meglio con quella perché nella moglie lo mette su, signora, è la moglie che lo mette su. Alla moglie. La moglie lo mette su, lo so, quella lì. Ora, lei parli del suo figliolo, poi la richiamo, ma parli della cacata, signora, oltre che della carne, mi raccomando, voglio sapere perché l'ha fatto, che gli ho fatto di male io. Ecco, va bene. Si ricordi, Guglielmo Passeri. Guglielmo, adesso me lo scrivo. Brava, Guglielmo, mi raccomando. Guglielmo, va bene, fra poco la richiamo anch'io, signora, è una brava persona lei, arrivederci.
Oh mamma, che storia, questa storia ha preso quota piano piano, si allargava sempre di più, sono arrivati gli invitati, hanno prestato la merda, tra pochino arriviamo, arriviamo, intanto lei telefona a Remo, Remo casca dalle nuvole. Sì, intanto facciamo un'altra telefonata, nel frattempo diamo tempo alla signora, diamo tempo, c'è tempo, sì, è tempo di telefonare, sì, perché la signora è un po' lenta nelle sue azioni, dice 3.000 volte le stesse cose, quindi insomma diamo il tempo, poi se non lo trova, sì, cioè, a lavorare. Va bene, d'accordo, ho fatto un altro numero intanto, prima di richiamare la mamma di Remo, e sembra che non ci sia, sembra che non ci sia nessuno qui, va bene, d'accordo. Si vede poi come nascono, come dire, le false voci, Dice Remo caca sulle porte delle persone. Vedi, nascono così. Non è vero nulla, povero Remo. Il povero Remo e invece la moglie non lo mette su, ma che casomai lo mette giù, lo mette molto sotto. Quindi, vabbè. Io sto cercando qui, non riesco a trovare nessuno più. Gente, venite ai telefono, gente. Anzi, così c'è gente, venite, ma così si fa per dire. Dunque, vabbè, quindi ancora un numero, cercando di trovare qualcuno che ci serva, che ci funga da intervallo prima di richiamare la signora, che naturalmente... Pronto? Sì? Sì, buongiorno, c'è Claudio? No, non c'è, chi è? Sono Teresa. Vabbè. Sei tu? Pronto? Pronto? Sono Teresa. Teresa chi? Teresa, lui lo sa. Io vorrei sapere perché. Io vorrei sapere solamente perché ha fatto questo. Perché tutto questo? Perché tutto questo? Perché Claudio? Perché? Perché? Non ne sa perché. Perché? Come ne sa? Perché? Mannaggia su perché. Mannaggia su Spero non perché? essere. Ma lei è la moglie? No, la zia. La zia? Sì. Perché? Perché? Io gliel'avevo detto. Che ci devo dire, insomma, Claudio ci devo dire solo perché? Teresa ha detto perché? No, sì, perché lui sa cosa vuol dire, perché mi ha fatto... Dimmi quello che devo fare perché taglia corto. No, non voglio tagliarglielo. Non È bene che gli resti allora fa... bello grosso come ce l'ha. Fa una cosa. Sì? Esci, prendete un bel caffè e rilassati. Perché? Ok? Ciao. Perché? Questa qui, ma che lo so io, ma a volte proviamo a richiamare Remo, no? Cioè Remo, i genitori di Remo. Vediamo se la signora è sempre al telefono con Remo, perché certamente se è occupato vuol dire che sta parlandoci, se no, ma vediamo, sì, sta a parlare con Remo, sì. Io voglio continuare su, sì, ancora un po' di perché, dai, sì. Sì, un po' di perché, sì, mi è piaciuto questo perché. Sono Teresa. Sì, perché? Sì. È una zona piuttosto variegata, ci sono persone più o meno scherzose, chi la prende sul serio, chi la prende un po' a ridere. Pronto, Feliciano? Sì. Sono Teresa. Chi? Teresa Di chi? Perché? Perché, Feliciano, perché? Mi puoi dire perché mi hai fatto questo? Beh, che ti ho fatto? Sono Teresa. Perché mi hai fatto questo, Feliciano? Io ti volevo tanto bene, sai? Ma che cazzo sta a dire? Feliciano, non dovevi farmi questo. Mi hai rovinata. Ma chi è l'apparecchio? Sono Teresa. Teresa di chi? Teresa di chi? Di mia mamma e di mio babbo. Ma lascia perdere, va. Perché?
Non mi vuol dire perché richiamiamo, sì, Feliciano, perché? Vediamo un po'. Pronto? Ma perché mi hai fatto questo, Feliciano? Non dovevi. Ma che cazzo sei tu? Io sono una ragazza per bene, sai? Perché Ma mi hai non fatto... la fa, te lo dico perché stimi, va! Povero Feliciano, Allora facciamo così, adesso richiamiamo Remo e famiglia, sì, no, vediamo se per caso, lei ha smesso... No, scusa, ho richiamato Feliciano, ma che sono stupido. Sì, abbastanza, certe volte. Allora, no, Feliciano non c'entra nulla. In questo momento devo chiamare Remo, dov'è? Ah, eccolo qui. Ecco. Vuoi ancora a parlare? Sta ancora a parlare con Remo, Remo. E allora richiamo Feliciano. Sì, non c'è verso, quanto ci sta a parlare con questo Remo? A meno che non abbia poi lasciato staccato per non ricevere la telefonata di Guglielmo Passeri, vero? Quindi torniamo da Feliciano, che simpatico una bestia. Su Feliciano, prendilo in mano. Su Feliciano, prendilo in mano e rispondi a Teresa. Non risponde a Teresa, Feliciano. Ah no? Feli? Vabbè, lasciamo stare Feliciano e facciamo un altro perché. Poi richiamiamo la signora di Coso, Remo e poi basta. Ah, qui ho fatto un numero, anche qui siamo, aspetta, perché qui, se no, non voglio che, si chiama questo e basta. Sì, perché, e poi la signora, se poi troviamo occupato, lasciamo perdere, vedrai. Ah, sì. Andiamo da Aldemiro, sì, Aldemiro. Perché? Ma perché? Come mai non risponde al video? Perché non c'è, no? Pronto? Pronto signora, buongiorno. Buongiorno. Io sono Teresa. Chi Teresa? Ma c'è Aldemiro? Aldemiro. Chi Teresa sei? Sì, sono la figlia del fornaio. Devo parlare con Aldemiro. Perché? Perché mi ha fatto questo? Perché mi ha lasciato Aldemiro? Ti ha lasciato Aldemiro? Sì, mi ha lasciato. Perché mi ha lasciato? Ma mi ha lasciato a me Aldemiro, no a te. Ma chi sei Teresa? Io non capisco chi sei. Teresa, la figlia del fornaio. Che fornaio? Il fornaio è quello che fa il pane. Andò qua a Sermoneta. Sì, senti Teresa, quando ti ho dato quella rosa, è morto anche Enrico ormai. Senti, ma perché ti ha lasciato Aldemiro per sempre? Sì. E dov'è ora? Camposanto sta. Sapevo io. O si può fare nemmeno la Teresa, così tranquillamente e subito gli Aldemiri mi vanno a Camposanto. Allora non c'è niente da fare, Vedi, stanno a capire chi cazzo. Non importa, come chi ca? Chi ca? Cavolo di Teresa. Ah, cavolo. Arrivederci la signora, scusi, ho sbagliato Aldemiro, era un altro Aldemiro, scusi, io ero un'altra Teresa, arrivederci. Facciamo l'ultima volta quindi il signor Remo, e che poi un Aldemiro fosse vivo con quel nome lì. Non esiste un Aldemiro vivo. No, in tutto il mondo. Ecco, l'ultima a Remo. Si è liberato. San Guglielmo Passeri. La signora dice, che faccio? Rispondo, questo è quello lì, è quel Guglielmo. Pronto? Pronto signora, sono Guglielmo Passeri, ha parlato il suo figliolo. Sì, ha detto che vada a via dell'Olmo, gliela porta Sì, mattina al calo. gliela porta a lui la roba? Sì. Ma della cacata lo sa detto? Della cacata sulla porta lo sa detto? Sì, ha detto, si è messo a ridere, ha detto, dice, ma non è, dice... Ma si è pentito? Dice che era uno scherzo? Che mi ha fatto uno scherzo? No, uno scherzo, lui ha detto che non è vero niente. Ma si è messo a ridere? Quindi mi prende anche in giro, io ho trovato la merda e lui si è messo a ridere.
Con quelli lo porto io in via dell'Olmo, Va bene? Va bene. Le porto io, tanto ce l'ho l'indirizzo, lo in via dell'Olmo e gli porto tutta questa roba, però non glielo dica signora, ma gli porto tutta questa carne cavallo, ed è tutta imbottita di merda, e ci ho cagato per una settimana dentro. Arrivederci, ma che si può andare avanti con questa gente? Allora, no, questo lo dici in Io sono il G, il mio numero è 333 180 52 52. Chi mi vuole lo piglia e lo fa. Chi non lo fa e vuol dire che non mi vuole, o allora. Non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma me ne porto. Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete.